signori, buonasera, benvenuti qui al Palazzo di Cadolfini in Bassano. Si gioca il posticipo della giornata di Serie 1 di hockey pista tra Aubrocher Bassano e Forte dei Marmi. Il palazzo all'esterno è avvolto da una folte di nebbia davvero fittissima coltre di nebbia, però meno male, se si sarebbe dovuto giocare all'aperto non si sarebbe ovviamente giocato. Una battuta un po' per stemperare il clima della pre-gara. E allora andiamo subito con quelli che sono i roster delle due squadre, cominciando per dovere di ospitalità dal Forte dei Marmi che schiera con il numero 22 il portiere titolare e capitano Ricky Gnata, che è quasi di queste parti, originario di Breganze, a lungo inseguito dal Bassano negli anni passati, mai acchiappato davvero. C'è stato un momento che è stato davvero a tanto così, poi adesso ha trovato la sua collocazione degna a Forte dei Marmi, dove si è tolto un mare di soddisfazioni. E con Ricky Gnata abbiamo il numero 4 Lorenzo Giovannetti, il numero 7 Sergione Festa, altro ex della contesa, il numero 9 il magno Pedro Gil, il 10 vale a dire Domenico Illuzzi, lui sì seguito per un'estate intera dall'Aubrocher Bassano e non c'è stato verso di agganciarlo, non l'estate scorsa ma l'anno precedente, e adesso approdato anche lui in Versiglia. Il numero 17 Xavi Rubio, il 18 Marti Casas, il 21 Giacomo Maremmani, il 26 Elia Cinquini e il 74 portiere di scorta Leo Bertozzi. Il coach è ufficialmente Walter Luisi, noi ci atteniamo a questo, dopodiché sappiamo che in panchina legifera il sommo Marc Gual, che non avendo appunto patentino va in panchina da dirigente, ma anche la sua prima panchina ufficiale, e allora ci sta che sia Walter Luisi a legiferare ufficialmente da allenatore. Per quanto riguarda invece l'Aubrocher Bassano, questa è la formazione orfana ai noi di Federico Ambrosio. Quindi il numero 1 è Edi Nicoletti, il 2 è Samuel Amato, il 5 certo Federico Ambrosio è in panchina vicino ai compagni ma non può essere utilizzato, il 7 Mattia Baggio, il 9 Samuele Muglia, il 22 Pablo Cancella, il 23 Marcoi, il 51 Lorenzo Luna, il 54 portiere titolare Adrien Català, il 58 Andrea Scuccato e il coach è nuovo ingresso, anche se un veterano delle piste e di stanza Bassano da una vita, Luis Nunes. Va detto che al posto di Fede Ambrosio c'è anche il 37 Leo Basso, e in ogni caso va detto appunto che Fede Ambrosio ha voluto essere appunto vicino ai compagni nonostante l'infortunio davvero iellatissimo che l'ha tolto di mezzo 10 giorni fa nella sfida col Sarzana, una frattura alla mano, ne avrà in teoria fino a metà gennaio, quindi Bassano lo perde per tutte le gare importanti con gli sconti al vertice in scaletta. Come dire che a volte quando vuole piovere piove anche forte di brutto, una discreta sfiga si può dire, se non si può dire l'ho già detto, pazienza. Per quanto riguarda invece la coppia arbitrale, quella composta dal Viareggino Carmazzi e dal Barese Rago, quindi una coppia comunque collaudata. Adesso vedremo quelli che sono gli starting five delle due squadre. È chiaro che per entrambe è un match importante perché tutte e due, abbastanza inedita la situazione, sono reduci da un cambio in panchina. Addirittura il Forte l'ha effettuato giovedì, 3 giorni fa, dopo aver battuto i campioni d'Italia Lodi in casa 6-5. È vero, c'erano i cosiddetti sussurri di corridoio, se ne parlava di una vita. Orlandi, tra l'altro altro ex qua a Bassano amatissimo, Orlandi via da Forte, ma si pensava che potesse accadere, non so, in caso di un ulteriore capitombolo. Invece Orlandi ha chiuso questa sua parentesi con un solo capo, quello Trice, ma Trice ha perso chiunque, col Trice lo perdono tutti, e allora alla fine non è neanche il caso di accanirsi granché, però
il management Forte Marmino avrà fatto le sue brave valutazioni, avrà ritenuto opportuno chiudere il rapporto qui e chiamare in causa appunto Margual, che non ha bisogno di presentazioni, è il sommo Margual. Tanto partiamo con le Forte dei Marmi, Ignata, poi Pedro Gil, poi c'è il Luzzi e Xavi Rubio e Martin Casas, quindi il quintetto previsto, mentre Català è con Bassano gli esterni, sono Amato, poi Muglia in attacco, Cancela e Coie, quindi Scuccato come scelto come primo cambio, una scelta offensiva quella di Nunes, poco se vogliamo conservativa. Parte subito l'attacco e il possesso Forte Marmino col numero 17, è stato Rubio a muovere la prima pallina, poi Pedro Gil la recupera, adesso Marcoi chiama in causa Cancela prova a servire proprio Muglia, Samuele Muglia, anche lui viareggino, per lui una sorta di derby, e è curioso che manchino Roberto Crudeli, che ha scritto la storia del Forte dei Marmi da giocatore e da allenatore, e Fede Ambrosio, che ha scritto la storia recente di Forte dei Marmi, i due più attesi del match, fuori per diversi motivi. La recupera intanto Amato, attenzione, poi fa partire Cancella, possibilità di contropiede, Cancella e Muglia, attenzione Coi, brivido, Marcoi portato alla prima minaccia, allora è Pedro Gil che si mette in proprio per i suoi, tenta poi la conclusione ancora al Forte dei Marmi, non arriva proprio Xavi Rubio a trovare il compagno, ancora Amato. Per quanto riguarda le dichiarazioni del pre-gara, nel frattempo c'è non c'è la curva, ma c'è un gruppo di tifose e ammiratrici della squadra, sono anche di alcuni familiari, c'è lo striscione "Siamo qui per voi", e quindi meritano tutto il sostegno e l'apprezzamento in assenza della curva, nella speranza che possa arrivare prima o poi la curva, che è un'addizione mica da ridere, assolutamente. Nel frattempo ci sono questo gruppo al femminile che si sta, e non solo, che si sta scaldando per i colori giallorossi, oltre ai ragazzi della vecchia guardia, gran numero, percussione di Muglia, eccellente intervento di Ignata, è andato via Muglia nel traffico e ha trovato una giocata importante, già due nitide opportunità per Bassano, che ha dimostrato di voler imprimere il proprio ritmo anche in assenza di un big come Ambrosio. Tra l'altro ricordiamo che queste squadre occupano il quinto e il sesto posto, distanziate di una lunghezza, e quindi tutte e due vogliono fare risultato. Perché davanti ci sono due meritevolissime outsider come Vercelli, un fallo a testa. Nel frattempo dicevamo Vercelli e Grosseto al terzo e quarto posto, non se l'aspettava nessuno, ma loro sul campo hanno dimostrato invece di saperci stare come dietro le primissime, e quindi sì, certo, sono una sorpresa, quello che volete, ma sono due fior di formazioni costruite bene e condotte con grande discernimento, e quindi ci sta che davanti, dietro le prime Tricele e Follonica, ci siano proprio Vercelli e Grosseto, perché questo ha espresso la pista. E sono semmai Forte e Bassano che vogliono recuperare il tempo perduto. Cancela, Amato, Coi, rischia Coi sul pressing di Pedro Gil, ancora, poi si libera un varco Coi sul blocco portato da Cancela, anzi da Muglia. La conclusione di Coi, poi recupera adesso proprio il Forte, ancora Pedro, Català in qualche maniera, poi si catapulta sulla sfera Casas. Ancora, tanto abbiamo dovuto un po'
sistemare. Qua c'erano alcune persone che si erano messe sotto la nostra postazione e quindi davano modo alla telecamera di fare il suo mestiere, al cameraman di fare il suo. Infatti è curioso che c'è un palazzetto immenso, però vengono in quel metro quadrato davanti alle telecamere, alcuni involontariamente, però fa un po' sorridere. Coi, attenzione, prova a spazzarla, la recupera Pedro Gil, dall'alto del suo magistero, fa partire una minella. Pedro Gil non prende lo specchio, ma è un giocatore, signori, ok, viaggerà anche per i 42 che farà l'anno 21, ma ragazzi, parliamo di un fuoriclasse totale, assoluto e con una mentalità vincente radicata nell'animo, proprio nel DNA. Giocatore che dovunque è andato ha portato successi. Proprio perché, sì certo, l'età, ma quando uno ha radicato, attenzione, va a prendere pallina proprio a Cancela, proprio Pedro Gil, possibilità, lo mura, ha murato Català, è andato a murare proprio Casas, se non andiamo errati, esatto. Attenzione, ancora si fa vedere Marti Casas, anzi in questo caso è il Luzzi, giocatore che c'è un fallo ai suoi danni. Coi su Illuzzi, Coi vediamo che era andato per scusarsi. Illuzzi non ha gradito le scuse perché dice hai sbracciato e quindi hai rischiato di premere vicino all'occhio. Prime scintille nel frattempo. Ecco Pedro Gil si fa vedere proprio, scivola a Casas, attenzione, possibilità di contropiede, Muglia poi prova a servire Cancela mantiene pallina e Gil se ne crucia perché è arrivato a tanto così da soffiargliela. Ancora Amato, gioco molto controllato quello di Bassano, con alcune fiammate come in questo momento. Ancora Coi e Muglia portano una minaccia. Bassano pare molto compassato, vola per le terre Muglia, l'arbitro non interviene e c'è il gol e c'è il vantaggio di Forte dei Marmi. Rubio, anzi Casas, chiedo scusa, al 5:31 reclamava un fallo Muglia, e quindi avanti il Forte 1-0. Gran staffilata di Coi, parata da Agnata. È la prima vera occasione qua, una squadra cinica, in questo caso pratica, magari cinica non lo è sempre, anzi perché non lo è stata per tutto questo scorcio di stagione, però lo è sicuramente questa sera. Prima nitida occasione contro le due pulite fatte da Bassano. Forte dei Marmi trova subito il premio del gol, tenta intanto Giovannetti per Casas. Pedro Gil, gran botta da fuori, niente da fare. Cancela, diciamo che non è una novità la partenza, dice anche storta nella fattispecie. Poi ci prova Amato, tante conclusioni, in qualche maniera ne esce fuori il Forte dei Marmi. Non è una novità, Bassano nei primi tempi è andato spesso, anzi quasi sempre sotto, poi nella ripresa ha sovente rimediato, ci è riuscito parzialmente a correggio. La conclusione, ancora Amato, non va a Cancela, scappa via proprio Giovannetti, la recupera, un po' fase concitate, poi Muglia, attenzione Coi e viene esteso, e qua c'è un rigore cristallino, rigore nitidissimo.
È la stecca di Pedro Gil. Beh, è chiaro, poi ognuno fa parte un po' della mimica in questi casi dall'arbitro. Adesso vediamo chi batterà dal dischetto. Esce il Luzzi, entra Maremmani, Coi contro Gnata, Coi che ha preso una botta alla schiena. La rete di Marcoi, parità 1-1, minuto 7-14. E diciamo che questo penalty, abbiamo la regia che prontamente ci fa vedere il replay, è un pareggio che ci sta tutto, perché dico, contiamo 4 nitide opportunità del Bassano, Ubroker, contro una del Forte. Allora, non essendo la box, il punteggio è 1-1, ai punti, però insomma, Bassano ha fatto vedere qualcosa di più e di meglio, però di fronte agli assi conclamati Blaugrana ci sta anche di essersi trovati sotto, come è accaduto pochi istanti fa. Cancela, altro ex raffinato della serata, ormai non si contano più. Sì, c'è anche Sergio Fesa, abbiamo detti tutti, insomma. E adesso possesso Forte Marmino, giro di palla prolungato, vedremo anche le scelte. Coach Nunes alla vigilia ha parlato di squadra, ha detto al di là dell'assenza pesante, anche lui era rimarcato, attenzione, possibilità, Muglia è ipnotizzato da Gnata, e questa è la quinta palla gol in pochi minuti. Diciamo che la produzione offensiva di Bassano è indubbia, poi le percentuali sono un'altra cosa, Le percentuali di realizzazione sono un'altra faccenda. Ancora Muglia va a prendersi un fallo, ed è il secondo fallo di Forte Marmi contro i 3 di Bassano. Si fa sentire intanto un po' il tifo giallorosso con le ragazze, le giallorosse girl, che stanno dando un grande affare, davvero, complimenti a loro. Attenzione, c'è un fallo, non viene segnato il fallo su Muglia, attenzione, possibilità di contropiede, vediamo, la recupera, ed è un bene, perché prima con la Muglia per terra Bassano ha beccato gol, e quindi invece insomma al secondo fallo su Muglia. Attenzione, Amato con una finta prova ad andare via Pedro Gil, ancora Coi, conterà molto anche l'aspetto fisico. Bassano a rotazioni ridotte, oltre a perdere un gran califfo come Fede Ambrosia, proprio a rotazioni ridotte. Sta affilata dalla lunga di Pedro Gil, time out. Bassano, Nunes vuole parlarci un po' su, evidentemente, e dicevamo appunto di Luis Nunes, mentre la regia con grande tempismo ci fa vedere già le azioni salienti di questa sfida. Tanto entrerà il Luzzi per Pedro Gil dopo il time out. Vedete la prima occasione, questa di Muglia nel traffico, ne avete viste già le prime due. Il tiro dalla lunga di Pedro Gil, e qua la parata di Català, e ancora Muglia, qua era in piena bagarre, e qua il tiro di Casas che buca sul suo palo, ma è stata una gran giocata.
probabilmente se l'aspettava sul palo opposto Català. Comunque 1-1. Dicevamo, Luis Nunes alla vigilia ha parlato molto chiaramente, ha detto i valori di questa squadra sono conclamati al di là appunto del forfait pesantissimo di Federico Ambrosio. E allora giocatori che sanno benissimo cosa fare, l'importante è che lo facciano con serenità, devono giocare col sorriso finché si può, grande abnegazione ma sorriso. Intanto c'è sorride un po' meno qua al Bassano perché ha rischiato l'osso del collo sulla conclusione ospite, un rasoterra ci pare di Luzzi a carezzare il palo. E adesso possesso per gli uomini di Margual, abbiamo Rubio, Domenico Illuzzi che è da giocatore universale qual è, fa il regista arretrato ma è anche in grado di andare a concludere. E adesso c'è il possesso per Bassano, minuti giocati 10:10. Siamo un po' dimenticati del cronometro proprio perché c'è stata grande bagarre in questa prima porzione di gara. Attenzione ancora, è entrato anche la botta da fuori, è entrato anche entrato anche Scuccato nel frattempo nel Bassano, la botta da fuori ed è uscito Marcoi, se non andiamo errati, il neo ingegnere Andrea Scuccato, no non è stato Coi uscito, dove si cancella. Ecco, le rotazioni ridotte Nunes fa quello che può, deve farsi bastare il suo pugno di uomini. Stangata da fuori, ci ha provato Muglia, ancora Muglia, Marcoi, conclusione di Marcoi a cercare una palombella beffarda. Attenzione, possibilità di controtempo, rientra la difesa di Bassano e la recupera proprio Sam Amato. Attenzione Amato, Muglia, Scuccato, l'1-2 non arriva da un passo, frenato da un intervento difensivo ci pare di Giovannetti. Se non andiamo errati è stato lui l'ultimo tocco a sventare su Scuccato. Sicuramente volume di gioco di Bassano eloquente. Il gol! Andrea Scuccato e gran giocata corale! Il gol di Andrea Scuccato su assist magistrale di Amato, ha bucato Gnata, gran giocata di Andrea Scuccato ma grande azione corale dei giallorossi. Minuto 11:28, Scuccato ha trovato un gol di capitale importanza ma al termine di una giocata magistrale Amato l'ha liberato e Scuccato non si è fatto pregare. Cosa significa questo 2-1? Non significa assolutamente nulla perché manca una vita, però potendo scegliere meglio essere sopra 2-1 che essere sotto, che è molto da Messiella Palis ma indica molto bene il concetto. Adesso c'è la pallina recuperata dal Forte su un disimpegno di Bassano, è rientrato intanto Cancela al posto di Muglia. Gran stangata di Luzzi che ha trovato pronto Català. Attenzione ancora, Cancela, puoi chiamare rimorchio, Marcoi perde l'attimo, o meglio è bravo a soffiargliela il Luzzi, poi la recupera, ancora Coi, la riperde, c'è un po' di vivacità.
Nel frattempo i ragazzi della vecchia guardia fanno partire anche loro un po' di cori e si associano c'è il quarto fallo di Bassano, alle gare giallorosse dall'altra parte del palazzetto. È un peccato davvero che manchi la curva, motivazioni ripeto legittime che noi non ci permettiamo di sindacare, però prendiamo atto che è un grosso dispiacere, perché crediamo che questa squadra con la curva a trainarla avrebbe un'altra classifica, nessun problema a dirlo, anche perché la realtà. Si riparte con Forte in possesso di palla, Grana ancora stangata al tiro da fuori, una delle armi tattiche utilizzate spesso e volentieri in questo principio di gara dal Forte dei Marmi. Le ragazze giallorosse hanno imparato subito i cori comunque della curva, li stanno facendo bene. E adesso Pedro Gil prova a mettere dello scompiglio sul pacchetto difensivo di Bassano, giro di palla appunto elaborato anche perimetrale alla ricerca del varco, del corridoio utile, che però non riesce a trovare Forte dei Marmi subito, e quindi pallina recuperata da Scuccato che lancia immediatamente Cancela sull'angolo. Cancela, è entrato Muglia per Coi e sono cambi continui per Nunes, che deve cercare di tenere tutti sulla corda ma soprattutto conservarli tutti sul piano atletico, e quindi dà dei mini break di riposo a tutti. Cancela ancora ci ha provato dalla lunga proprio Cancela. Vediamo adesso pallina, è tratto anche il tiro da fuori, para Català, è tratto anche Sergione Festa. Attenzione, Cancela non trova l'occasione vincente o l'angolino a tu per tu, e questa è un'altra occasione che va scritta alla formazione giallorossa, che ne ha mancati un paio sicuramente di rilievo. Adesso è bravo anche Català. Amato. Cancela e Scuccato non riescono a chiudere ancora l'attacco. Forte dei Marmi, a fronte di uno smisurato talento offensivo, è evidente concede qualcosa in fase difensiva, altrimenti su questo Bassano deve cercare di approfittarne. Di contro la difesa contro il Forte deve essere mirabile, altrimenti vieni bucato in ogni angolo. 9-17 da giocare, 2-1 Bassano. Bassano sta pagando. Ancora Bagar. Gran parata di Gnata comunque sulla staffilata di Coi, se non andiamo errati. Anzi, entra adesso Marcoi, la botta era di Scuccato. E adesso appunto Nunes deve cercare di bilanciare i vari quintetti. La recupera Muglia, ancora Muglia, possibilità, la recupera invece il Forte, però non c'è subito il rimorchio per Rubio. Ancora Rubio in possesso di sfera. Sergione Festa, entra Maremmani nel frattempo nel Forte. Attenzione, ancora stangata da fuori, la recupera. Attenzione Muglia, Bagara, Muglia in qualche maniera prova a difendere pallina, subisce un fallo, va a prendersi un fallo intelligente Muglia. Terzo fallo, poi la perde Scuccato nel tentativo di fare una finta, possibilità. Cosa ha fatto stavolta? Nelle paratissime si iscrive anche Català.
E questa è un'altra nitida occasione per il Forte, che ne ha avute 2 o 3, ancora non, anzi 3 sicuramente, oltre al gol, e quindi non ancora la produzione offensiva di Bassano, però sta salendo di tono anche la formazione versigliese, era lecito attendersi. Sta alzando anche il livello difensivo il Forte, soprattutto l'intensità difensiva, sta lavorando bene nell'anticipo per non fare in modo di concedere troppe proiezioni in campo aperto. Si scalda anche l'atmosfera qua al palazzo, meno male. Non c'è la curva, ma il resto del pubblico si fa sentire. Poi è chiaro che in un impianto come questo, da 3.800 persone a sedere, è evidentemente dispersivo. Però insomma l'ambiente si accende un minimo. Tanto si accende anche Marcoi, attenzione. Gran giocata con una combinazione con Cancela, va un soffio dal tris Bassano, 7-0-2 da giocare. Vediamo appunto, questo è il gol di Scucato del 2-1. Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Viesco. Arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati, con personale altamente qualificato. Luoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita, da usi diversi. 7-0-2 da giocare qui al Palazzo di Cadolfin. Ubroker Bassano avanti 2-1 sul Forte dei Marmi, possesso adesso del Forte dei Marmi. Abbiamo visto l'ennesima opportunità che Bassano è riuscita a concretizzare a fronte, diciamo, di un volume di gioco ragguardevole, però ragazzi davanti c'è Richignata, non Pinco Palla, e quindi se hai Richignata fai anche fatica poi a bollare. E adesso il Forte per l'ennesima offensiva, Sergione Festa chiama in causa nella fattispecie Maremmani, poi Pedro Gil a cercare la combinazione bagarra in qualche maniera. Sergione ha provato a portare dello scompiglio, ci è anche riuscito, poi il raddoppio difensivo su di lui è scattato più o meno puntuale e allora non è riuscito a commutare in gol l'assalto Sergione. Coi. Ancora stanno seguendo l'azione ancora prolungata, c'è parlato Pedro Gil della lingua, ancora dalla lunga Pedro Gil, e poi da posizione ravvicinatissima 2 volte Català. Diciamo che sta alzando i giri il Forte in fase offensiva, e quando alza i giri questa squadra fa indubbiamente paura perché ha un talento diffuso ed enorme. Attenzione ancora Pedro Gil, poi pretende troppo, intercetta tutto e capisce tutto. Marcoi Scucato decide di ragionarci un po' su e chiama in causa Cancela, attenzione, fallo forse in attacco. Sì, fallo in attacco di Marcoi, quinto fallo, 5-12. Entra Elia Cinquini per Rubio, e allora la panchina più profonda del Forte può tracciare il solco. Bassano deve ruotare solo quelli. Bravo ancora Català.
Vediamo ancora Pedro Gil, va via. Comunque ragazzi ha una tenuta oltre che tecnica, atletica invidiabile, lo sapevamo, ma a rivederlo una volta di più dal vivo fa un gran effetto. Pedro prova ancora una gran staffilata, gli si oppone Català, minuti da giocare, 4:35. Adesso Luis Nunes vuole ragionarci un po' su e parlare con i suoi, ci vuole parlare su, e ha visto forse qualche sbagliatura, ha visto soprattutto elevare e crescere la pressione forte Marmina, e allora vuole provare a mettere un freno. Poi oltre il time out nel caso di Bassano serve anche per rifiatare, perché ripeto, a rotazioni ridotte e contro un avversario di tale portata certe cose incidono. Avere uomini freschi nei momenti cruciali del duello pesa enormemente. Prova subito il forte che accelera i ritmi. Vediamo l'attacco dei Blaugrana con Maremmani poi dietro porta Rubio. Gran giocata di Gil, era stata un'azione elaborata bene, costruita bene a smarcare Gil sull'angolo al lato sinistro. Lui ha cercato a incrociare il tiro, non ce l'ha fatta, ma nel frattempo si scalda di nuovo l'ambiente. Minuti da giocare, 4, adesso il cronometro va lentissimo, chiaramente se Bassano deve difendere va veloce per il forte che deve rimontare. Ancora sta filata, in qualche maniera trova il modo Català di oscurare la vista a Casas, però Bassano adesso è un po' in concitazione, allora Coi fa capire a tutti che è il caso di stare tranquilli. Però Amato sfiora la marcatura sul filtrante proprio di Coi. Ancora Coi. C'è un po' di tifo old style della vecchia guardia e delle girl giallorosse. Possibilità, Cancela prova a servire, Coi non ci arriva, Coi la recupera adesso, invece poi perde la maniglia, Coi la recupera invece Forte dei Marmi con Maremmani con Rubio, Pedro Gil dietro la gabbia, cerca il compagno libero per la smastata e invece trova Scuccato, che però non può andare nell'1 contro 1, chiama rimorchio, Cancela a sua volta per Coi per Amato, e quindi preferisce tenere pallina Bassano e fare un possesso pieno. Ancora prova un filtrante Marcoi, niente da fare. 2:17 da giocare in questo primo tempo. C'è Elia Cinquini, è entrato Giovannetti per Maremmani, poi non si intendono nell'attacco Forte Marmino. Ancora Coi studia il piazzamento dei compagni, cerca l'appoggio per Amato per far ricostruire la serenza, e Cancela nella posizione di playmaker, quindi ancora Coi. Cancela, Coi,
non arriva Coi per Cancela. Pedro Gil, attenzione, c'è spazio, Cenquini, e ancora Pedro Gil a mitragliare da ogni posizione. Ha avuto una gran occasione Cenquini, pertanto così non ha preso lo specchio della porta. Ancora Pedro Gil sta, vabbè, adesso è stato contrastato ottimamente da Amato, ma è un giocatore che sposta le difese, le muove, le porta poi sul lato debole e le va a castigare spesso e volentieri sul lato opposto. Un minuto da giocare questo primo tempo. Prova a combattere Amato, attenzione, e adesso di nuovo impostazione toscana. Vediamo, ci prova ancora l'attacco, era stato Rubi, è entrato in Luzzi nel frattempo, in Luzzi, opportunità, Bagara, attenzione, però c'è Amato colpito al volto involontariamente, ci pare una pallina, 31 secondi dal termine. Botta per Amato, era entrato appunto in Luzzi per Pedro Gil, vediamo una stangata involontaria, forse non si può capire se è stata una pallinata, va a sincerarsi Carmazzi. I sacramenti che starà tirando adesso sicuramente Samuel Amato, la botta tra il polso e la mano, anche perché nell'hockey se entri di sanitari sei costretto a uscire, quindi uno deve stringere i denti doppiamente, regola secondo me anche rivedibile quella, però va bene. «23 secondi, l'ultimo assalto del tempo di Forte dei Marmi, che vuole costruire un'azione con raziocinio. Vediamo l'attacco, c'è un giro di palla prolungato a centropista per poi liberare, presumo, l'uomo per il tiro da fuori, il più. La stangata adesso, manca 3 secondi, congela pallina Scuccato e fa bene, finisce qua il primo tempo, 2-1, vantaggio iniziale Forte dei Marmi, con Casas poi ribaltato da Coi prima e in seconda battuta da Scuccato, 2-1. E appunto il punteggio che è Ubroker Bassano 2, Forte dei Marmi 1. Questa prima frazione, a risentirci tra qualche minuto. Diamo gli aggiornamenti dagli altri campi per quel che riguarda la Serie A2, girone A, girone Nord. Monteglio Pregalcino Breganze 4-2, Montebello che Bassano 2-0, Correggio Novara 5-3. Risultati mentre i primi tempi sono ancora in corso in questi tre campi. Ripeto, Montecchio Breganze 4-2, Montebello Bassano 2-0, Correggio Novara 5-3. La bottiglia di grappa offerta da Distilleria degli 1779 è stata aggiudicata al biglietto numero 58 e 6 ESF 33 DC 83 8 e 0, settore 15 Nord, fila D, posto 20, settore A, ripeto, settore 15 Nord, fila D, posto numero 20, settore A, al biglietto 58 e 6 ESF 33 DC 838 e 0,
ragazzi seduti nell'area piccola gialla del Bassano, e adesso arriverà Babbo Natale e noi chiameremo i nomi di questi ragazzini per i pacchi regalo. È il momento di chiamare i ragazzini che verranno, si alzeranno sui pattini e andranno a ritirare il loro pacco regalo. Anna Bonato, Leonardo Quesadin, Cesare Brunello, Leonardo Lago, Andrea Rodinio, Jacopo Stefani, Sebastian Zezza, Lorenzo Zonta, e per gli under 11 chiamiamo Alessandro Brunello, Alvise Geremia, Marco Locascio, Gianluca Roviglio, Jacopo Zucchetto, Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo. Arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati, con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi.
Ricordiamo il biglietto vincitore della bottiglia gentilmente offerta da Distillerie Nardini 1779, è il biglietto del settore 15 Nord, fila D, posto 20, settore A. Diamo un altro numero: 23 68 69 97, biglietto numero 23 68 69 97, che corrisponde al settore 15 Nord, fila D, come Domodossola, posto numero 20, settore A. Si riparte con questo secondo tempo qui da Cadolfin in Bassano, tra Obroker Bassano e Forte dei Marmi. 2-1 per il Bassano in questa prima frazione, subito possesso Forte Marmino, gran stangata da fuori di Pedro Gil, quindi il copione è quello del primo tempo. Attenzione, Pedro Gil, poi l'anticipo di Muglia provvidenziale. Scuccato Muglia. Nel Bassano in questo primo quintetto infatti manca Samuel Amato, forse ancora Dolorante non riesce la volea Muglia, Dolorante per il colpo subito. Va detto che Bassano è iellatissimo.
tantissimo la voce infortuni in questa prima parte di stagione, perché ok, limiti, problemi avuti, tutto quello che volete, le squalifiche iniziali, ma ragazzi veramente dice male. Vediamo stanno seguendo infatti Amato in panchina la situazione, se è una roba così del momento. Gran botta da fuori di Scucato, quindi la difesa perde il suo perno centrale con Amato. Vediamo ancora l'attacco di Bassano. Il gol di Marcoi, trova il 3-1, una botta da fuori e va a esultare dietro sotto le gher giallorosse. Marcoi trova un gol preziosissimo, Miata non è impeccabile, forse è stato ingannato al minuto 1:52. Poi botta da fuori. Intanto seguiamo ancora Muglia. E adesso sulle ali dell'entusiasmo Bassano vuol provare a magari scappare via, ci prova con Scucato. Chiaro che molto di questa gara dipenderà anche dalle condizioni di Amato, se è un pit stop momentaneo. Diversamente sarebbe veramente un problema per la formazione giallorossa. Attenzione, non arriva l'assistenza di Scucato per Muglia, l'avrebbe liberato davanti a Gnata. Seguiamo ancora Pedro Gil. C'è un fallo in attacco. Quinto fallo rispetto ai 6 di Bassano. Attenzione, pallina persa, Pedro Gil, gran giocata, la recupera Cancela. Coi per Cancela. Un soffio, Coi ha provato la volée di prima intenzione, non ha preso lo specchio per poco, è stata un'ovazione. Prova a muoversi adesso il forte ancora Pedro Gil, che è l'architrave della formazione blaugrana. Attenzione, possibilità, la conclusione di Rubio, niente da fare, poi si muove Marcoi. Attenzione, prova a attivare Muglia. Scucato è pronto ad aiutarlo, ancora Scucato. Cancela chiede calma ai suoi, poi Coi va via nel duello a Pedro Gil. Ancora Pedro. Manca una comoda opportunità e Català chiede attenzione ai suoi in fase difensiva. Nel frattempo non si muove Amato, speriamo davvero che non si tratti solo di una botta, perché non promette nulla di buono, e con Ambrosio fuori, trovarsi anche Amato fuori veramente sarebbe un Oscar della Scalogna per essere bravi.
Nel frattempo esce Pedro Gil, entra a Casas nel Forte dei Marmi. Pericolo. Muglia. Attenzione, va via Scuccato. Gran parata, si riscatta la gran degnata perché aveva fatto una gran giocata Scuccato, ha trovato l'unica soluzione possibile. Si prova ancora il forte Paracatalà. Sta facendo adesso degli esercizi Amato per ritrovare la condizione sull'arto infortunato. E anche se è di buon auspicio perché davvero. Ed entra Capitano Amato e questa è la migliore notizia per Bassano. Al posto di Scuccato, anzi Scuccato sta facendo benone, ma sapere che Amato può essere in condizione è sicuramente una notizia fausta per quanto riguarda Nunes. Peccato che Nunes batta 59 all'anagrafe, qualche minuto sarebbe stato utile anche da lui, del suo magistero, per gestire pallina. E ancora possesso per il Forte, attenzione, ancora conclusione da fuori, Ucci riprova, ci ha riprovato Rubio. 18-28 da giocare in questo secondo tempo, avanti 3-1 la formazione giallorossa di casa. Vediamo intanto il meglio di questo spicchio di secondo tempo. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente il gol di Coy lo rivedete, la regia è molto puntuale e tempestiva, chiaramente non si era avveduto al meglio Gnata della conclusione di Coy che comunque ha bollato una doppietta, 2 reti di Coy e l'altra di Scuccato. Qua Muglia ha avuto l'opportunità per trovare la volée del possibile poker, però a sua volta al Forte ha mancato la possibilità appunto di accorciare. Si riparte, possesso Forte e giostra proprio Marti Casas, chiama in causa Elia Cinquini, ancora Illuzzi, fosforo di Illuzzi per dare spinta alla rimonta Forte Marmina. Vediamo, c'è una contesa. C'è un malinteso, vediamo Muglia con Rago, si parla. Sta spiegando, ha alzato la mano e sta dicendo Rago. E comunque sta di fatto che adesso il possesso è ospite. Per un altro attacco a cercare di stare aggrappati al match. E c'è il palo preso interno da Casas.
acqua per la prima volta in serata. Bassano ha avuto un refolo di vento a favore. C'è poi la pallina persa, attenzione, deve ritrovare misure Bassano, lo ritrova con Muglia che va a strappare una pallina importante. Attenzione, possibilità, Cancela, la botta da fuori dello stesso Muglia. Cancela è stato intercettato sul più bello in fase difensiva e il marcatore di trova un gran gol del Forte al minuto esattamente 8:02, la rete di Casas. Casas trova attenzione, c'è intanto un fallo alla rete del 3-2, sesto fallo di Forte dei Marmi. C'è un po' di fermento, doppietta anche per Casas nel frattempo. Ancora il Lubroker che sta spingendo, numero dei falli parità 6-6. Muglia lotta strenuamente, attenzione, vediamo, c'è un contrasto. Vediamo la scelta. Settimo fallo di Bassano, di Muglia su Illuzzi. E adesso c'è un po' di conciliabolo tra i direttori di gara. C'è warming per Casas e invece fallo per Bassano. 16:35, 3-2 per i giallorossi momentaneamente. Vediamo Pedro Gil. La recupera Amato, vediamo Amato mantiene sfera, uno riesce a servire Coia, attenzione, possibilità di contropiede, si distende il Forte, Rubio la recupera Muglia in fase difensiva. Ancora Coi. Prova il filtrante per Cancela, non ci arriva. Ancora gran bordata di Pedro Gil, non trova lo specchio, 15:41. Vediamo l'attacco giallo-rosso. Va via Muglia, poi prova a servire Cancela che chiama in causa Coi, poi Amato. Ancora Muglia. Coi. Muglia. Cancela. Muglia. Amato, viene deviata la sua conclusione smorzata sul più bello. Vediamo Illuzzi, si mette in proprio, prova la conclusione, ci riesce Català a opporsi. Di nuovo Cancela.
Muglia, ancora Cancela, non arriva, possibilità di contropiede, attenzione, 3 contro 1, 3 contro 2. Si oppone Català in qualche maniera a Rubio. Muglia, dietro per Coi, Amato, ancora Cancela, Muglia, gioco perimetrale per Bassano, ruba pallina, c'è un po' di scintille tra Muglia e Illuzzi. Poi la pallina la recupera Amato, 13:42. E c'è un fallo Forte dei Marmi, il 7° fallo, parità, entra Scuccato, anzi entra Mattia Baggio per Scuccato, quindi allarga le rotazioni Bassano. Gran conclusione. Baggio per Cancela, ancora Baggio, prova a servire Coi, Cancela non ci riesce, adesso para Català, la recupera Coi sul pressing dell'indemoniato Pedro Gil, subisce il pressing Baggio, ancora in protezione difensiva Bassano, ha allargato le rotazioni a 8, Mattia Baggio in precedenza era stato impiegato col contagocce, Nunes ha voluto dar fiducia al ragazzo cresciuto nelle giovanili giallorosse. Si prova anche Pedro Gil e adesso sta cingendo d'assedio il Forte dei Marmi Bassano. Vediamo ancora Illuzzi dietro la gabbia. Va via Coi, Amato si mette con Illuzzi, attenzione Pedro Gil, grande intervento difensivo di Amato che va a chiudere lo specchio a Pedro Gil e quindi a 11:56 c'è il time out. Possesso Forte dei Marmi, Pedro Gil dietro gabbia,
stato tanto scuccato per Coi nel Bassano. Ancora il forte, pericolo, e adesso sta guadagnando metri del baricentro del Forte Marmino, che sta cingendo d'assedio la porta giallorossa. Chiaro che Bassano deve respirare. Mattia Baggio prova in progressione, vediamo, Baggio va a prendersi un fallo intelligente, l'8º fallo. Nel frattempo si fa vivo e si scalda ancora il palazzetto con le girl giallorosse. Baggio, scuccato, chiama in causa Cancela, capitano Amato, possesso prolungato. Bassano non ha certamente intenzione di affrettare i tempi, ancora Baggio, viene pressato, recupera sfera alla Forte dei Marmi, si fa vedere subito Rubio, attenzione a Pedro Gil, cerca lo scambio ancora Pedro Gil va via nel traffico, non si trova col compagno, allora la recupera Amato, poi è Baggio, Cancela di fronte a sé il marcatore diretto, Casas nella circostanza, attenzione ancora, scuccato Cancela, Baggio scuccato, Cancela subisce fallo Baggio, però l'arbitro non ravvisa nulla. C'è una possibilità di progressione per Scuccato, Amato a servire a lato Cancela, scambia proprio con Baggio, conclusione di Cancela, Scuccato era pronto per il tappin, è stato sveglio, Gnata a impedirglielo, e ora Rubio, gran conclusione, ci ha provato Casas che è comunque ispirato, stasera doppietta, 9:24 da giocare, possesso Bassano, entra Coi per Cancela, adesso a rifiatare ci va proprio Cancela, attenzione, brava, gran intervento, vediamo la scelta di Rago, è stato un tocco con la mano, fuori area di Coi, e viene dato l'8º fallo, c'è anche la punizione per Forte. Lo schema, provare a liberare l'1 contro 1, perde pallina Pedro Gil, però la difesa di Forte rientra immediatamente, la perde anche Coi banalmente, possibilità, Català ci mette una pezza sull'errore sanguinoso di Coi serve Amato ed è bravo stavolta Gnata, è bagarre totale. Amato si aspettava forse un fallo dall'arbitro, palo, attenzione, palo con probabilmente è stato il tiro anche toccato da Català, comunque sul primo palo già provato Maremmani, molto pericoloso Maremmani, c'è stato un tocco ci pare di Català sulla conclusione sul palo ravvicinato di Maremmani,
La partita adesso si è accesa, attenzione, c'è il fallo su Baggio, vediamo cosa viene fischiato fallo a Baggio. C'è un po' di vivacità, vediamo cosa la chiamata arbitrale. Intanto c'è un time out. (8:04). No, non viene fischiato nessun fallo, era Mattia Baggio che reclamava un fallo. E a 8:04, come dire, si è accesa l'atmosfera. (8:02). Si riparte col possesso Forte Marmino. Pedro Gil. Ancora Rubio, attenzione, possibilità al tiro da fuori, toccato, deviato di Rubio. Poi peseranno anche i falli. Le due squadre a 8, l'impressione che almeno una delle due a 10 ci arriverà. Si scalda l'ambiente del palazzo anche in assenza della curva. E recupera sfera Bassano, attenzione, Coi! Gran gol di Marcoi! Che gol che ha fatto Marcoi! Che accende l'atmosfera del palazzo, ha marcato anche sua sorella, ha dribblato anche sua sorella, sempre che ce l'abbia la sorella, ha fatto qualcosa di spettacolare, è andato via in velocità. Mamma mia, cosa ha fatto Marcoi, la perla della serata, gol strepitoso, minuto 16:44, anzi no 16, minuto 17:44, e Coi regala il 4-2 e la tripletta personale serpentina magistrale di Coi, che regala il 4-2. È acceso l'ambiente del palazzo. E adesso Bassano in trincea a provare a proteggere il tesoro. Vediamo cosa viene chiamato da parte di Rago. Possesso Bassano. Forte dei Marmi, non ho fallo, sulle prime non era sembrato così. Attenzione, attenzione, vediamo, perché potrebbe essere fischiata o c'è un po' di fermento. Carmazzi va a sincerarsi. C'è un fallo ai danni del giocatore del Bassano. Entrano i sanitari. Questo forse era il fallo più evidente. Amato infatti va a chiedere spiegazioni, potevano esserci gli estremi per il 10° fallo.
pare ai danni di Scuccato, se non andiamo errati. Vediamo qual è la decisione. Tra l'altro un tentativo di anticipo, il giocatore è rovinato su Scuccato a 6:24 dal termine. Alla voce, ripeto, legnate e stangate, stasera non si scherza affatto. Non è una cosa da nulla quella di Scuccato, infatti. Auspichiamo sempre che si tratti di qualche botta e non di più, perché l'infortunio serio è già capitato. Sono intervenuti, oltre che fisioterapista del Bassano, anche gli uomini dell'assistenza sanitaria del servizio al palazzo. Una botta, ci pare, tra zigomo e orecchio. Boh, dovrebbe bastare questo, secondo me, per fischiare il 10° fallo, ma va bene così. Che si tratti solo di una botta e niente di più. Stordito sicuramente Scuccato. Entra Cancela per Scuccato. 6:24. Boh, i sanitari continuano a occuparsi di Scuccato. Cioè c'erano gli estremi del 10° fallo. Ma vabbè. Sta facendo gli accertamenti del caso, l'auspicio è che si tratti di niente più che una botta, perché ripeto, tra Amato il primo tempo e adesso Scuccato se iniziano ad essere tanti e troppi i guai fisici. Attenzione Muglia, c'è stato un gran servizio di Coi per Muglia. Cancela, ha un soffio dalla traversa Cancela. Possibilità adesso per il Forte dei Marmi. Deve rientrare in fase difensiva su Rubio proprio Cancela. Vediamo ancora l'attacco del Forte. Tiro da fuori, chiedono pallina alta, ci poteva stare perché si sbraccia anche il veterano Nicoletti dalla panchina, chiede anche lui pallina alta. Tanto c'è Pedro Gil, Bagar, ne esce Amato di potenza. Coi, si fa vedere Muglia, Coi. E stavolta c'è il 10° fallo e c'è anche il blu. Con Coi che sta per andare in serpentina a 4:53. Io continuo intanto a osservare Scuccato nella speranza che appunto si tratti di una semplice botta. C'è Cancela contro Ognata. Si tiene il ghiaccio, la borsa del ghiaccio sul volto. Ci pare più all'altezza tra l'occhio e lo zigomo. Tutti si vanno a sincerare i compagni delle condizioni di Scuccato. Tanto c'è un time out tattico anche del Forte dei Marmi, perché in questo caso Cancela avrà di che pensare sulla punizione da battere. 4-2 per Bassano. Cancela contro Ognata.
trova Cancela, la rincorsa, non trova la rete, la via della rete Cancela, e quindi adesso Bassano dovrà gestire la power play, dovrà farlo con grande intelligenza. 2 minuti soltanto di power play. Amato, Coi, ancora Muglia, Cancela. Vediamo se sarà una gestione passiva del Bassano o invece magari una gestione attiva a cercare la marcatura. Muglia, la possessa, attenzione, Muglia può andare fino in fondo, Muglia scheggia il palo, Muglia, 3:48 da giocare, ancora possesso Bassano, attenzione, Coi sbaglia l'appoggio in porta, 3:35. Vediamo l'attacco adesso del Forte, c'è un po' nel frattempo di movimento perché appunto qua davanti non tutti sono disciplinati e coprono la visuale delle nostre telecamere. E adesso c'è il possesso del Forte che ancora sta vivendo questi ultimi istanti in inferiorità numerica. Possibilità ancora per Bassano, contropiede. Muglia, attenzione, non ottiene nulla e nel frattempo è tornato in parità la numerica al Forte dei Marmi. C'è stato un po' di concentrazione su quella occasione di Muglia che è stato fermato. 2:41, 4-2 sempre Bassano. Vediamo sempre intanto Scucato con la borsa del ghiaccio in panchina, ha preso una botta mica da ridere. Ci prova il Luzzi da fuori, ancora al Forte che sta producendo il suo massimo e pare in qualche maniera non aggancia Muglia per un soffio. Ancora il Luzzi, vediamo l'attacco, a possibilità, c'è spazio, non riesce subito, ha avuto spazio Elia Cinquini, si chiude a riccio la difesa di Bassano, ancora possesso Forte, il Luzzi e in qualche maniera prova a recuperare Sfera, però mancano ancora 2 minuti, è lunghissima. Un po' di cambi del Forte per cercare freschezza e intanto Amato ruba una pallina di capitale importanza, la recupera di nuovo il Forte dei Marmi, il Luzzi prova la conclusione da fuori a cercare una deviazione. Coi ancora al Forte, niente da fare, Bassano deve provare a gestire giocando e lucrando sul cronometro. Grande servizio di Coi per Cancela, Muglia adesso deve andare a farsi attaccare Bassano, Muglia, Cancela andrà in pressing sicuramente Forte dei Marmi. 1:13 ancora Coi viene fischiato il nono fallo, attenzione, entriamo nell'ultimo minuto però col possesso Bassano. Il gol, che giocata, Cancela
la chiude qua, Cancela, una girata al volo strepitosa, 24-12, girata al volo nell'angolo per Cancela che firma il 5-2, che a 49 secondi dal termine, 24-11 per la precisione, chiude i conti. Attenzione, ancora 45 secondi da giocare, 5-2 e ha voglia Muglia, tanto i falli sono 9, quello non era fallo di squadra, precedenza, quindi tutte e due a 9. C'è il 10° fallo adesso a 38 secondi dalla fine. Casas contro Català, vediamo. Vediamo Casas contro Català. Casas ha già segnato una doppietta. E Català lo mura da sultano. Cosa ha fatto Català? Mette il punto esclamativo a questo successo di Bassano. 25 secondi, poi perde pallina Muglia, ancora adesso Muglia, vediamo se vuole andare in contropiede o gestire pallina, serve Coi, gran intervento di Gnata su Cancela, 11° fallo, 7 secondi, 4 secondi e finisce qua. Gran vittoria di Bassano, 5-2 anche in assenza di Ambrosio, gran debutto per Luis Nunes. Basta così, anche se aspettiamo l'uscita delle squadre e la normale festa legittima di Bassano, che ha offerto una prestazione semplicemente straordinaria a fronte di un avversario di primissimo livello. E allora questa sfida iniziale tra due coach, tra virgolette, esordienti nelle rispettive panchine, si è conclusa a vantaggio di Luis Nunes e Bassano si reimpossessa del 4° posto. Va ad agganciare il Vercelli al 3°, certo Vercelli in vantaggio per gli sconti diretti, ma è un'iniezione di fiducia straordinaria per la formazione giallorossa, perché se in assenza del suo cannoniere principe Fede Ambrosio, se con 2 infortuni durante la gara come Scuccato e Amato, ne dà 5 al Forte dei Marmi che ne ha persa una a Trissino, complimenti vivissimi al Bassano Broker, mentre verrà premiato il miglior giocatore della gara, quindi MVP. L'MVP della serata pensiamo sia Marcoi, così, e quindi vediamo, toccherà, e infatti non abbiamo sbagliato, non ci voleva uno scienziato, nemmeno Einstein. 4 tripletta per Marcoi, un gol sublime letteralmente, 5-2 per l'Ubroker Bassano. Signore e signori, buonasera. Vediamo gli aggiornamenti.